quest'oggi ci sarà sempre un video tag, si tratta di un video tag sempre, e mi ha taggato sempre Eleonora Melons, che la saluto, e appunto faremo questo video. Si tratta di questo o quello tag, e sono una serie di domande riferite a un certo ambito e quindi dovrò scegliere fra una cosa o l'altra. Iniziamo subito. Allora, mondo del make-up, blush o bronzer? Allora, non sono esperta di nessuno dei due, nel senso che vorrei provarli ma non li ho ancora provati, però se devo scegliere il blush, lip gloss o rossetto, e rossetto perché comunque nonostante ci sono numerosi colori tu puoi trovare anche nel lip gloss, insomma il rossetto mi piace di più di quelli matte o meno, però il lip gloss lo amo, ne ho solo uno che mi è stato regalato, ma perché si appiccica non mi piace particolarmente. Eyeliner o mascara, entrambi. Fondotinta o correttore? Diciamo che non li uso entrambi anche perché c'è, come dire, uso un correttore ma non il correttore liquido, un correttore più in polvere, però sì, devo dire correttore perché non uso il fondotinta particolarmente. Ombretti neutri o colorati? Entrambi, cioè dipende dall'occasione, non so, ombretti pressati o in polvere. Cioè, pressati cosa intende? Tipo la palette? Cioè, io uso palette solitamente. Spugnetti o pennelli? Pennelli decisamente, cioè le unghie. Allora, French o tinta unita? Tinta unita, decisamente, vedete anche io corte, ma diciamo di media lunghezza. Acrilico naturali? Direi naturali. Tinte scure o colori accesi? Non ho, cioè, un gusto, nel senso, se vedo un colore di ombretto che mi piace lo prendo, insomma, ovvio non deve essere tipo, anche se ce n'è uno così ma non lo metto mai, tipo fucsia intenso, però solitamente un po' tutti i colori. Matto, shimmer, entrambi. Come ho detto non è che ho uno o l'altro, quello che capita, quello che vedo che mi piace lo prendo. Corpo, allora profumo, essenza, se vedo una cosa che mi piace la prendo. Lozione o burro corpo? Lozione. Sapone o bagnoschiuma? Anche qui c'è, nel senso, dipende se abbiamo in casa il sapone oppure il bagnoschiuma. Lascio altre compagnie. Allora, Lush l'adoro, ma insomma sì, lo prendo di meno, mi piace l'acquolina, oppure sì. Allora, fashion, moda, allora jeans o tuta, e direi entrambe, perché allora jeans o i jeggings, insomma li uso per uscire, ma in casa io non mi metto i jeans, cioè io mi cambio e sto in tuta, quindi direi entrambi. Vestito o gonna? Dipende dalle occasioni. Vestito direi comunque, cioè vestitino, nel senso che comunque al massimo arriva alle ginocchia, non più sotto perché non mi ispirano. La gonna ne ho fino tipo all'anno scorso, odiavo le gonne, poi grazie tipo a Sovella ne ho comprate 3 e mi piacciono alcune, però sì, dipende. Fantasia a strisce o pois? Li amo entrambi, però diciamo pois, avrò almeno 6 capi a pois, mentre a strisce ne ho una. Sandali o infradito? Nessuno dei due. Sciarpa o cappello? Cappello, cioè io sono bini dipendente, come avevo già detto in un video, e non quelle cuffie tipo, cioè proprio quelle cuffie fighe di lana, tipo questa. Schiaustro a parte. Ho delle sciarpe tipo sciarpa da Grifondoro, sciarpa con le renne così. Collana o bracciale? Collana. Avoracchie o scarpe basse? Platform.
felpa o giacchetto, felpa, non ho giacchetti, li ho sempre odiati, non li ho, anche se non so cosa intendi per giacchetto, Bershka o H&M, entrambi, però puoi trovare cose belle da entrambi. Però solitamente tipo il mio armadio è fatto di H&M, ma H&M non c'è in tutti i tipi di H&M, quella linea che fa che si chiama Divided, quella un po' più alternativa, figa, con delle cose carine. Capelli allora ricci o lisci? Lisci. Raccolta a chignon o quella di cavallo? E nessuno dei due. Uno, lo chignon non lo so fare. Due, la coda di cavallo che so fare così così. Come vedete, tanto nei miei capelli sono corti, cioè non è che verrebbe tutta sta gran coda di cavallo. In ogni caso, fin da piccola ho avuto il problema che i miei capelli sono troppo lisci, quindi tu la fai, però dopo un po' piano piano vedi l'elastico che cade giù, si sfila da solo perché non ci sta. Forcino, monettine, diciamo che credo di non averle mai messe in vita mia se non una. Gel o spray fissante? Nessuno dei due, non li uso. Lunghi o corti? E li amo lunghi, solo che, cioè, non crescono. Frangetta laterale unita. E cosa si intende per frangetta laterale? Il ciuffo? Cioè, tirati su o sciolti? Sciolti. Come già detto, non mi ci stanno tirati su, se non per, non so, 20 minuti. Quindi sciolti. Poi domande così un po' random. Allora, pioggia o sole? E, come dire, nessuno dei due. Inverno o estate? C'è da chiedere. Inverno tutta la vita. Primavera o autunno? Autunno. E mi piacciono un sacco i colori autunnali. Cioccolato o vaniglia? Direi cioccolato. Non mi dispiace il gusto della vaniglia, però ci sono troppe cose, anche con un minimo di cioccolato, che le amo di più. Caffè o tè? Allora, nessuno dei due, se devo dire, allora, cappuccino o tisana, le cose. Però solitamente sono più per il dolce, per, diciamo, non dolce che muori, però un gusto un po' più dolce, sì. Infatti, io amore o soldi sono importanti entrambi secondo me, perché macchina o scooter? Direi car tutta la vita. Infatti io non ho neanche il patentino per lo scooter perché lo ritenevo inutile. Vino, birra, Radler, cocktail. Il vino non l'ho mai bevuto se non tipo spumante. La birra l'ho bevuta qualche volta, ma ho smesso cioè non amo più il sapore, amo la rasa. Finito, ringrazio nuovamente Eleonora Mellens per avermi taggato. Ciao e ci vediamo al prossimo video.